dopo questa straordinaria introduzione e lezione diciamo, della nostra storia, della storia di Venezia in particolare, della Serenissima. Oggi invece parliamo di qualcosa, di una storia che cominciamo a scrivere, che è stata scritta in questi mesi e che trova un suo passaggio, una sua ufficializzazione, e quindi la parola nuovamente al professor Paolo. Bene, credo che la cosa più intelligente da fare è adesso di aprire un po' il dibattito, magari anche con l'intervento delle personalità qui presenti tra di noi, anzi vorrei chiedere a loro un commento a quello che stiamo facendo e poi vediamo se ci sono delle domande. Quelle facili risponderò io, quelle difficili risponderà Gianluca. Grazie professore. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per questa splendida giornata che ci avete preparato per la nostra visita in questa meravigliosa città. Poi la ringrazio molto per questa informazione, lezione molto importante, e meno male che abbiamo saputo tanto della Repubblica Serenissima dopo che Final Report abbiamo preparato, se no era molto difficile di mantenere la imparzialità durante l'analisi dei risultati della votazione. Molto velocemente la storia, come è stato creato il comitato, che cosa abbiamo fatto e che cosa abbiamo ottenuto come risultato. Il 17 marzo del 2014 il sottoscritto ha ricevuto l'invito di formare un comitato degli osservatori internazionali per il monitoraggio del referendum per l'indipendenza veneta dal 16 al 21 marzo 2014. Abbiamo applicato le richieste, i criteri delle organizzazioni internazionali come ONU e OSCE per selezionare i membri di questo comitato. Abbiamo i criteri obbligatori che chiede anche la comunicazione della Commissione del 2000 dell'Unione Europea, che il candidato doveva avere esperienza di monitoraggio elettorale, capacità interpersonali, capacità di mantenere imparzialità, impegno a favore della democrazia e dei diritti umani e cittadinanza di uno Stato membro dell'ONU. E quindi sulla base anche altri criteri aggiuntivi si è composto il comitato da seguenti persone: dalla Georgia il dottor Giorgio Urdaz, che è presente qui, sottoscritto, poi dall'Olanda il dottor Robert De Young, che ha rinunciato l'incarico dopo un mese per motivi di
salute. Purtroppo poi dall'Italia il dottor Giovanni Stancarone e anche lui è stato costretto a rinunciare il mese di dicembre per motivi di lavoro all'estero, si è trasferito all'estero. Dall'Italia poi il signor Franco Barion, presente qui, esperto di informatica, che ci ha dato una mano molto importante, visto che la votazione era elettronica. Poi dalla Repubblica Ceca il dottor Sergej Dedanin, il dottor Khizir Gurchev purtroppo non è presente per la mancanza del visto di ingresso in Italia, che ormai è diventato molto problematico. Dalla Siria professoressa Najwa Zerik, che è arrivata, sta a Roma, sta male, non ha potuto essere presente. Comunque tutte le persone poi firmeranno atto del final report. Dall'Ucraina dottor Valek Shaperdzev, il quale atterrerà per motivi di ritardo aereo alle 18:25. Due rappresentanti dagli Stati Uniti venivano una settimana fa, ci hanno disdetto per motivi di salute, che stavano tutti e due male. Allora, quale era il compito di questo comitato? Verificare indipendentemente, separatamente, le liste dei votanti e risultati della votazione telematica. Prima di tutto il comitato ha studiato bene la base giuridica del referendum. È tutto il passaggio abbiamo incluso nella relazione. E la prima cosa molto importante, sappiamo tutti quanti, di verificare le liste elettorali, che il comitato, particolarmente con il grande aiuto degli organizzatori, e qui vorrei sottolineare a nome di tutto il comitato che abbiamo l'esperienza, io personalmente 30 anni, i dottori qui presenti sono professionisti di questo campo. Ho avuto pochissime possibilità di collaborare così bene con organizzatori. Non abbiamo avuto mai nessun delay, ritardo, non hanno mai organizzatori lasciato una richiesta senza risposta, quindi con grande aiuto loro, perché tutti i dati che chiedevamo potevamo ricevere esclusivamente dagli organizzatori, come si fa di solito.
informazione. Abbiamo controllato il database degli elettorati e abbiamo calcolato anche noi la cifra dei votanti che era 4.935.696. E qui vorrei anche sottolineare il fatto che tutti i numeri indicati dai organizzatori del referendum dopo l'analisi del materiale che ha avuto il comitato coincidono con quelle cifre indicate dal comitato. Da questi 4.900.000 sono stati estratti le persone con il diritto del voto, che è arrivato in totale 3.732.863. Qui sarebbe opportuno anche sottolineare che il modo e la procedura per preparare codici per ogni votante è stata fatta perfettamente, perché il codice che ogni persona ha ricevuto era esclusivo e che dava la possibilità di entrare in sistema solo una volta. E questo abbiamo verificato anche durante la visita di diversi città e posti di Veneto, che noi membri di questo comitato, con aiuto degli organizzatori, abbiamo fatto interviste sia attraverso il telefono, scegliendo occasionalmente le persone che hanno espresso la loro consenso e hanno lasciato un numero di telefono, cioè da database noi potevamo prendere questi telefoni, che alcune persone hanno anche provato di entrare con lo stesso codice e votare la seconda volta, però il sistema non gli permetteva accesso. E quindi è molto importante, vorrei sottolineare il fatto che il principio fondamentale che tutti i criteri delle organizzazioni internazionali chiedono è stato mantenuto attraverso questo modo di votazione. Un elettore, solo un voto. Quindi questo è stato, il comitato conferma questo fenomeno. Poi si può parlare anche dell'affidabilità dei voti. Il comitato, in parallelo del nostro lavoro, abbiamo ricevuto anche l'informazione dai organizzatori che una società informatica, ingegneria informatica, ha fatto l'analisi dei dati che abbiamo ricevuto noi come il comitato per la verifica,
e loro hanno fatto proprio la verifica dell'affidabilità dei dati inseriti in database, e loro hanno confermato che tutti questi dati sono sufficientemente affidabili. Quindi, come ho già detto prima, con aiuto del nostro esperto qui presente, signor Franco Varion, abbiamo scavato tutti i risultati della votazione, sia attraverso internet che attraverso il telefono. Bisogna sottolineare che la maggior parte dei elettori hanno preferito via internet, votare via internet. I voti validi, le cifre che abbiamo ricevuto noi combaciano assolutamente con le cifre pubblicate dai organizzatori del referendum. Voti validi 2.360.235, di cui 2.300.000 e qualcosa via web e solo 33.000 via telefono. Allora, sì, hanno votato 2.100.000 in circa, e di cui solo 33.000 via telefono, e no sono 257.266 persone, anche qui il primato, il voto via web. Qui bisogna sottolineare anche una particolarità che abbiamo deciso come comitato mettere anche questa informazione sul final report, che il comitato durante questo periodo ha ricevuto tanta informazione pro e contro degli organizzatori di questo referendum a tutti i colori, e anche nella nostra pratica noi abbiamo chiesto di completare l'informazione, una parte di database. Abbiamo ricevuto un po' in ritardo questa informazione per un motivo ben preciso. Comunque il fatto di arrivo di informazione un po' in ritardo, informazioni anche negative che ricevevamo via telefono, via Facebook, eccetera, eccetera, abbiamo deciso fare attenzione particolarmente sull'affluenza dei voti, dei votanti, suddivisi per ogni provincia, perché c'era un dubbio che il Treviso ha votato 2 volte, 3 volte di più rispetto a altre province.
altre province venete. Questo ci è chiesto tanto tempo, tanto impegno, sinceramente, e poi il risultato è uscito fuori che il primato ha avuto Vicenza, che distribuzione dei voti più o meno da 30 a 70% secondo quindi non c'è nessuna provincia che ha deciso il risultato del referendum. E poi abbiamo controllato anche il tempo di entry time nel sistema dal 16 marzo dalle 7 di mattina fino al 21 marzo fino al 18, cioè per vedere se se qualcuno è entrato, ha votato dopo o durante il periodo quando il sistema era chiuso e non poteva, il database non poteva autorizzare entrare nel sistema. Abbiamo ricevuto la risposta negativa, cioè nel senso che nessun voto registrato di questi 2.300.000 era fuori questo orario, questo tempo. Quindi poi abbiamo avuto anche incontri, a parte dell'analisi dei risultati materiali che abbiamo, analisi passiva diciamo, che abbiamo ricevuto, abbiamo avuto la possibilità di contattare le persone, come ho già detto, via telefono, anche incontrare durante le feste vostre. Siamo stati invitati a parlare con la gente, che tutti hanno confermato che il processo è andato senza alcuna difficoltà della possibilità di esprimere la loro volontà. Quindi alla fine il comitato degli osservatori internazionali, analizzando gli elementi sopra detti, constata che il referendum per l'indipendenza del Veneto, che ha avuto luogo dal 16 fino al 21 marzo 2014, si è svolto secondo i principi richiesti dalle organizzazioni internazionali, in particolare secondo i principi dell'OSCE, dell'ONU e documenti del Copenhagen Meeting del 26 giugno 1990.